Il Morandi, ancora in cerca della prima vittoria stagionale in casa, ospita il Monte San Biagio. Tutto pronto all'Anco Marzio. Un saluto da Simone Bellardinelli. Parisella entra in area solo! Glatzer, che risposta! Bertoldo mette il pallone in mezzo, ribattuto, però c'è Panelli, ripropone il cross, ancora messo fuori, Giunta, calcia dal limite! Federico Giunta! Golasso del numero 11 biancoverde! Alessio Sarcolini riceve il calcio! Segna! Ma per l'arbitro era fuori gioco, annullato. Altro calcio d'angolo di Bertocco, messo dentro in rovesciata! Glatzer la blocca. Attenzione, Venturiero, esce male, travolge l'avversario. Rigore non concesso dall'arbitro. Poi c'è Sarcolini. Che calcio in porta lontanissimo! Daniele Sarcolini! Altro super gol! Altro golasso! Ma che giornata è oggi all'Anco Marzio? Attenzione, Falconi entra in area, sinistro! Venturiero che risposta da campione in corner. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, un po' lungo. Riceve però Martini, che ripropone il cross ancora, messo fuori, però c'è Ceccarelli che calcia al lato. Parte Alcini, passa sotto la barriera, palo! Attenzione Falconi, la palla rimane lì! E ribattuta fuori, che occasione! Attenzione qui Di Giorgio, il contropiede 2 contro 1, Milone, riserve Di Giorgio è solo! D'esterno, calcia e trova direzione, calcio d'angolo. Attenzione Sarcolini, scappa ancora al suo avversario, Sarcolini tiro! Venturiero risponde. E c'è il gol di Gazzellone che coglie in vetrata la difesa e anche noi e fa 2-1. Parte il tiro, Venturiero la blocca. Attenzione a Sargolini, salta il suo avversario, serve Capodacqua che va al volo e Venturiero risponde ancora. E per il signor Ventrelli basta così, 3 punti fondamentali per il Morandi.